3, 2, 1. Erasmo D'Angelis, capostruttura struttura di missione Italia Sicura. Il piano nazionale degli invasi è realmente praticabile della soluzione al problema siccità? Ma deve essere praticabile, ma soprattutto sarà un piano, sarà una pianificazione, una programmazione di queste piccole e medie opere di cui il Paese ha bisogno. Sono 2000, all'incirca 2000 invasi in gran parte nel centro-nord, ma soprattutto anche in alcune regioni del sud, quota intorno ai 20 miliardi, ma oggi noi non abbiamo un problema di risorse, perché le risorse attraverso meccanismi finanziari anche nuovi, di prestiti strutturati con la BEI a lunga scadenza, siamo in grado di averle. Oggi abbiamo un problema di progettazioni e soprattutto di gestione dei conflitti sui territori, perché quando uno parla di dighe, ma non bisogna parlare di dighe, di invasi piccoli e medi, scattano appunto conflitti locali. Bisogna essere bravi a far capire l'utilità di queste opere, perché noi abbiamo una quantità di acqua che piove ogni anno in Italia davvero straordinaria, siamo uno dei paesi al mondo più ricchi d'acqua, con 306 miliardi di metri cubi di pioggia. Ne utilizziamo più o meno l'11%, tra il 10 e l'11%, quindi una parte minima. In questo modo noi ne cattureremmo di più, ne conserveremmo di più, ed è quello che dobbiamo fare. Cioè, il compito oggi è esattamente questo, di immaginare a lunga scadenza di avere, di dotare il Paese, la nostra penisola, di infrastrutture, e quindi uscire anche dal paradosso di essere ricchi di acqua e poveri di infrastrutture, però di essere dotati di bacini in grado di poterci garantire quell'acqua che serve in periodi di siccità come questa. Grazie. Grazie a te. C'era un aereo sul finale, ma non volevo rompere le scatole, esatto.